Cavalieri di San Marco, la Pontificia Associazione Araldi del Vangelo, l'Associazione del Rosario Perpetuo di San Pietro Viminario, l'Associazione Italiana Accompagnatori Santuari Mariani nel Mondo, i Migrantes Comunità Etiche di Padova, l'Associazione Il Cammino di Sant'Antonio, la Comunità Villaggio di Sant'Antonio di Noventa Padovana, l'Associazione della Basilica, la Reliquia del Mento del Santo, la Pia Unione Macellai Militi dell'Immacolata, l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, il Sovrano Militare Ordine di Malta, il Complesso Strumentale di Selvazzano, il Gonfalone della Basilica, gli istituti religiosi femminili, il clero e i religiosi, il vescovo di Kenya Joseph Mattia, il vescovo di Padova Claudio Spoglia, Sua Eccellenza il delegato pontificio Giovanni Tonucci con assistenti, il ministro provinciale con assistenti, il gonfalone del comune di Padova, il gonfalone della provincia di Padova, il commissario straordinario e autorità del comune di Padova, il presidente e autorità della provincia, le autorità civili e militari, il gonfalone della veneranda arca, il collegio di presidenza della veneranda arca del santo, il complesso musicale filarmonica apollonese, la statua di Sant'Antonio, il gruppo di devoti del santo e i pellegrini. Gli zingari no? In genere inizio se non ci sono.
Li ho fatti E quando, ancor giovane, lo chiamò a sé attraverso sorella morte. Scrive Sant'Antonio, nota che altro è credere a Dio, altro è credere Dio, altro è credere in Dio. Credere a Dio significa credere vero ciò che Egli dice. Sant'Antonio fu un uomo dalla fede grande, si lasciò guidare da Dio prima dell'esperienza di vita religiosa fra gli agostiniani e poi fra i frati minori di San Francesco. Disse il suo sì quando Dio gli fece sentire l'ispirazione di andare missionario tra i musulmani e quando lo invitò alla solitudine nell'eremo di Monte Paolo, quando lo mandò a predicare alle folle e quando, ancor giovane, lo chiamò a sé attraverso sorella morte. Scrive Sant'Antonio, nota che altro è credere a Dio, altro è credere Dio, altro significa credere che Dio esiste, ciò che fanno anche i demoni. Credere in Dio vuol dire credere e amarlo, credere e andare a Lui, credere e aderire a Lui e venire così incorporati nelle sue vite. No, perché ho la macchina a San Giacomo. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Ascolta, non ti sento più Perché nei momenti di dolore e di difficoltà non perdiamo la fiducia nell'amore di Dio. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché sosteniamo la nostra fede con la partecipazione viva ai sacramenti. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Ciò che Egli dice, e questo lo fanno anche i cattivi. Credere Dio significa credere che Dio esiste, ciò che fanno anche i demoni. Credere in Dio vuol dire credere e amarlo, credere e andare a Lui, credere e aderire a Lui e venire così incorporati nelle sue membra. Invochiamo l'intercessione del Santo dicendo: Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché nei momenti di dolore e di difficoltà non perdiamo la fiducia nell'amore di Dio. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché sosteniamo la nostra fede con la partecipazione viva ai sacramenti. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché coltiviamo la nostra fede con una adeguata istruzione religiosa. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché ci sentiamo membra vive del corpo di Cristo che è la Chiesa. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché siamo testimoni autentici del Signore con la nostra vita. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché il nostro cuore sia sempre a
accettato di Dio. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Padre nostro, Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. o Sant'Antonio, tutta la tua predicazione ha avuto come scopo quello di guidare i credenti a porre la loro fiducia in Dio, Padre di tutti. Intercedi per quanti non credono, perché conoscano il volto di Dio, e per quanti già credono, perché abbiano una fede ancora più forte e totale, che segni profondamente la loro vita. Ce lo conceda colui che ti diede una fede forte, Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ora le bande suoneranno Symbolum 77. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché ci sentiamo membra vive del corpo di Cristo che è la Chiesa, perché siamo testimoni autentici del Signore con la nostra vita. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché il nostro cuore sia sempre assetato di Dio. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. o Sant'Antonio, tutta la tua predicazione ha avuto come scopo quello di guidare i credenti a porre la loro fiducia in Dio, Padre di tutti. Intercedi per quanti non credono, perché conoscano il volto di Dio, e per quanti già credono, perché hanno La predicazione con tempi prolungati di preghiera. L'analisi delle ossa del santo, effettuata in occasione dell'ultima ricostruzione.
se vuoi che Cristo ti mostri il suo volto in atto di guardarti, fermati, raccogliti nel silenzio, chiudi le porte dell'anima allo strepito delle cose esteriori. Pregate senza interruzione, sempre ringraziando, come dice l'Apostolo. Si prega in 3 modi: con il cuore, con la bocca e con la vita. In concreto, non smette di pregare chi non smette di fare il bene. Invochiamo Ce lo conceda colui che ti diede una fede forte, Gesù Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alzatelo su. Io? E non sono capace? D'altra parte qui non si Famiglie, si impari a pregare insieme. Sant'Antonio, intercedi per noi. Perché impariamo a pregare con cuore puro ed umile. Sant'Antonio, intercedi per noi. Perché la preghiera che pronunciamo con la bocca sia sempre in sintonia con il cuore. Sant'Antonio, intercedi per noi. Perché testimoniamo con la vita la nostra comunione con il Signore. Sant'Antonio, intercedi per noi. Sant'Antonio, intercedi per noi. Perché riscopriamo la gioia del silenzio e dei momenti di ritiro. Sant'Antonio, intercedi per noi. E ora, con le parole stesse che Gesù ci ha insegnato, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli. Padre Robin. Pat. Uomo di intensa preghiera. Alternava le Ora le bande suoneranno Dov'è carità e amore. Molto sinteticamente, la biografia di Sant'Antonio scrive: riconduceva a pace fraterna i discordi. Antonio, figlio Sant'Antonio si è vestito come io da piccola.
nascite le ossa del santo, effettuata in occasione della rivoluzione del suo corpo, avendo inviato un investimento delle Scrive Sant'Antonio: in questo mondo c'è vanità e falsità, calunnie dei più forti contro i poveri, per cui versano lacrime gli innocenti e non c'è nessuno che ti conforti. Fratelli carissimi, preghiamo il Signore Gesù Cristo di entrare nelle nostre case e di scacciarvi l'agitazione, di ridonarci quiete e pace, di farci mangiare il pane della sua volontà, di perdonarci i peccati. Evangelizzatrice. Un biografo contemporaneo del santo scrive di lui: nel nostro tempo mai abbiamo udito un così dolce consolatore dei poveri. Scrive Sant'Antonio: soltanto i poveri, cioè gli umili, vengono evangelizzati, perché solo un recipiente concavo e vuoto è in grado di ricevere ciò che vi si versa, mentre il rigonfiamento lo respinge. Oggi sono i poveri, i semplici, gli incolti, gli uomini dei campi e le vecchiette che hanno sete della parola della vita e dell'acqua della salute. Scrive Sant'Antonio: il Signore si manifesta a coloro che sostano nella pace e umiltà di cuore. In un'acqua torbida e movimentata non appare il volto. ai figli di Sant'Antonio. Se vuoi che Cristo Numero 3, dov'è carità e amore? fermati, raccogliti nel silenzio, chiudi le porte dell'anima allo strepito delle cose esteriori. Prega a te senza interruzione, sempre ringraziando, come dice l'Apostolo. Si prega in tre modi: con il cuore, con la bocca e con la vita. In concreto, non smette di pregare chi non smette di fare il bene. Invochiamo l'intercessione del Santo dicendo: Sant'Antonio, intercedi per noi. Sant'Antonio, intercedi per noi. Perché non ci limitiamo a ricordarci di Dio soltanto quando siamo nel bisogno. Sant'Antonio, intercedi per noi. Perché nelle nostre famiglie si impari a pregare insieme. Sant'Antonio, intercedi per noi. Perché impariamo a pregare con cuore puro ed umile. Sant'Antonio, intercedi per noi. Perché la preghiera che pronunciamo con la bocca sia sempre in sintonia con il cuore. Sant'Antonio, intercedi per noi. Perché testimoniamo con la vita la nostra comunione con il Signore. Sant'Antonio, intercedi per noi. Perché ci rendiamo conto che il nostro cuore è inquieto finché non lo lasciamo riposare in Dio. Sant'Antonio, intercedi per noi. Perché riscopriamo la gioia del silenzio e dei momenti di ritiro. Sant'Antonio, intercedi per noi. E ora, con le parole stesse che Gesù ci ha insegnato, parliamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
O Sant'Antonio, che durante la tua esistenza terrena non hai mai abbandonato il tuo colloquio con Dio ed hai invitato tutti i cristiani a mettere la preghiera al primo posto nella loro vita, ottienici dal Signore di non vivere alla superficie di noi stessi, ma di scendere nell'intimo del cuore per avere la gioia di parlare con Lui, con la fiducia e la confidenza dei veri figli. Ce lo concediamo. Per noi, cantore della povertà di Cristo. Chiediamo con insistenza il dono della pace e diciamo: Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Per i paesi che soffrono a causa della guerra. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Per i cristiani perseguitati a causa della fede. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Per ogni uomo oppresso dalle ideologie politiche. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché sia rispettato il diritto alla vita e difesa la dignità di ogni uomo. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché le nostre famiglie siano luoghi di comunione e di perdono vicendevole. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché ognuno di noi si impegni ad essere uomo di pace ovunque si trova. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Insieme. Padre nostro che sei nei cieli, Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Sant'Antonio, che predicasti la pace e fosti promotore attivo della pace, intercedi per il nostro mondo la pace. Sono caduti i muri del totalitarismo, ma si sono sprigionati ovunque Dei poveri, prega per noi. Evangelizzatore dei poveri, prega per noi. Amato dai poveri e dai piccoli, prega per noi. Sant'Antonio, patrono di chi è nel bisogno, prega per noi. Amante della povertà, prega per noi. Uomo dal cuore puro, prega per noi. Liberatore dei prigionieri, prega per noi. Seminatore di miracoli, prega per noi. Santo che il mondo ama, prega per noi. Sant'Antonio, esempio di temperanza, prega per noi. Amico degli umili, prega per noi. Modello di ogni virtù, prega per noi. Insieme, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ora le bande suoneranno Dov'è carità e amore. O Sant'Antonio, anche oggi sono i piccoli e i poveri, gli umili e la gente del popolo, che soprattutto ti cercano e ti invocano come amico e fratello.
Continua ad accogliere chi con semplicità di cuore chiede il tuo aiuto ed ottieni a noi tutti di avere sempre il cuore ospitale verso chi è nel bisogno. Tragedie e di operare attivamente perché ogni controversia, piccola o grande, sia appianata con il dialogo e la comprensione. Ce lo ottenga colui che, risorto, ha voluto farci dono della sua pace, Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ora le bande suoneranno o dei miracoli.
conosciuta la grande cultura teologica di frate Antonio, i suoi confratelli lo incaricarono del ministero della predicazione. Annunciava il Vangelo con competenza dottrinale e zelo missionario, ma soprattutto era lui stesso il primo a viverlo. Ammirato della sua grande conoscenza della scrittura, il Papa Gregorio IX, che l'aveva ascoltato di persona, ha definito Antonio arca testamenti, cioè arca della parola di Dio. E Dio ha voluto onorare il suo servo, che tanto si era prodigato per l'annuncio della parola, facendone ritrovare incorrotta la lingua a più di 30 anni dalla morte. Scrive Sant'Antonio: come l'oro è il più prezioso dei metalli, così la sacra dottrina sovrasta ogni altra scienza. Chi non conosce la scrittura è un analfabeta. È grande segno di predestinazione ascoltare volentieri le parole di Dio e sentire le notizie della patria celeste, come uno che volentieri ascolta quanto gli viene comunicato a proposito della patria terrena. Invochiamo l'intercessione di Sant'Antonio, dicendogli: Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché il Papa, i Vescovi e i sacerdoti siano annunciatori fedeli e appassionati della salvezza. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché il messaggero di Sant'Antonio continui ad essere la voce del Santo, diffondendo i valori della fede e della verità. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché la parola di Dio sia costantemente presente nella nostra vita. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché il Vangelo di Cristo sia luce nel nostro cammino. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché le nostre scelte di vita siano coraggiose ed evangeliche. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché impariamo ad accogliere e a vivere la parola di Dio senza vergognarci. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Sant'Antonio, che fosti un ascoltatore attento della parola di Dio e poi un instancabile predicatore del Vangelo, ottienici dal Signore un grande amore per la sua parola. Fa che la accogliamo con cuore attento e docile e che le permettiamo di portare nella nostra vita quei frutti di conversione e di santità che essa ci propone. Ce lo conceda colui che ti ha chiamato a essere ministro fedele della parola, Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ora le bande suoneranno, a te sorride invano.
celebre il miracolo raccontato nella vita di Sant'Antonio, del giumento che si inginocchia ad adorare l'Eucaristia. Gli eretici di Rimini, il fatto sarebbe avvenuto in quella città, che negavano la presenza reale di Gesù nel pane eucaristico, lanciarono a Sant'Antonio una singolare sfida. Noi crederemo se un nostro giumento, lasciato digiuno per 3 giorni e posto davanti a quello che tu affermi essere il corpo di Cristo e davanti a un cesto di biada, si affretterà a adorare il tuo Dio trascurando il fieno. E fu proprio quello che accadde. Scrive Sant'Antonio: Cristo ha lasciato per noi tutti la sua presenza nel sacramento dell'Eucaristia, nell'amore fraterno, nel mistero della Chiesa. Nella Chiesa, come in una nuova Betlemme, che significa casa del pane, Gesù ci alimenta del pane del suo corpo, un pane che dà forza per sostenere ogni fatica e che produce un doppio effetto in chi se ne ciba degnamente. Smorza il vigore della tentazione e accresce l'amorosa pietà, addolcisce le amarezze e alimenta la devozione. Dobbiamo fermamente credere che quello stesso corpo A condividere tutte le fatiche e le asprezze della vita dei poveri, perché in loro vedeva i fratelli di Cristo povero. La povera gente del suo tempo, abbandonata da tutti, che non aveva mai fame a sufficienza, né speranze per il proprio divenne il primo destinatario della sua parola evangelistica. Nel nostro tempo mai abbiamo udito un così dolce consolatore dei poveri. scrive Sant'Antonio: soltanto i poveri, cioè gli umili, vengono evangelizzati, perché solo un recipiente concavo e vuoto è in grado di ricevere ciò che vi si versa, mentre il rigonfiamento lo respinge. Oggi sono i poveri, i semplici, gli incolti, gli uomini dei campi e le vecchiette che hanno sete della parola della vita e dell'acqua della sapienza salvatrice. Sant'Antonio, fedele discepolo del Signore, prega per noi. Cantore della povertà di Cristo, prega per noi. Difensore dei poveri, prega per noi. Tesoro della carità, prega per noi. Consolatore degli afflitti, prega per noi. Esempio, prega per noi. Sant'Antonio, patrono di chi è nel bisogno, prega per noi. Amante della povertà, prega per noi.
Sant'Antonio non solo consolò i poveri, ma anche prese energicamente le difese dei poveri e degli oppressi. L'ingiustizia non faceva sobbalzare e impedire. Intervenne presso il comune di Padova per liberare gli indebitati buttati in carcere. Intervenne, anche se non con successo, presso il tiranno Ezzelino da Romano in favore di alcuni cittadini padovani imprigionati come ostaggi guelfi. Intervenne contro gli strozzini che... Prega per noi, seminatore di miracoli, prega per noi, amico degli umili, prega per noi, modello di ogni virtù, prega per noi. È quello che la Chiesa ogni giorno consacra nella Santa Messa e distribuisce ai fedeli. Presentiamo le nostre invocazioni dicendo: Sant'Antonio, ottienici una fede viva. Sant'Antonio, ottienici una fede viva. Perché crediamo nella presenza viva di Gesù nell'Eucaristia. Sant'Antonio, ottienici una fede viva. Perché riscopriamo la domenica come giorno del Signore. Sant'Antonio, ottienici una fede viva. Perché accogliamo nella nostra vita il dono dell'Eucaristia. Sant'Antonio, ottienici una fede viva. Perché crediamo che il Signore Gesù è sempre in mezzo a noi. Sant'Antonio, ottienici una fede viva. Perché tutta la nostra vita diventi un rendimento di grazie. Sant'Antonio, ottienici una fede viva. Perché viviamo sempre in comunione con Dio e con i fratelli. Sant'Antonio, ottienici una fede viva. Insieme, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Sant'Antonio, grande devoto dell'Eucaristia, ottieni a noi tutti una fede viva nel mistero del sacramento eucaristico, che la Santa Messa diventi il centro del nostro tempo, che vi partecipiamo con assiduità e fervore per ascoltare la parola di Dio, per ricevere la forza del pane eucaristico e per fare l'esperienza di formare un solo corpo con gli altri fratelli. Ce lo conceda colui che per noi si è fatto pane vivo, Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ora le bande suoneranno Salve o Santo. No, sai
Sant'Antonio anche oggi sono i piccoli e i poveri, gli umili e la gente del popolo, che soprattutto ti cercano e ti invocano come amico e fratello. Continua ad accogliere chi con semplicità di cuore chiede il tuo aiuto ed ottieni a noi tutti di avere sempre il cuore ospitale verso chi è nel bisogno, chi è straniero nelle nostre città, chi è in cerca di casa e di lavoro. Ce lo conceda colui che si è identificato con ogni povero del mondo, Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ora le bande suoneranno, resta con noi, Signore, la sera.
Per questo ne ha difeso l'integrità contro quanti, come gli eretici, attentavano alla sua unità, ma anche contro quegli uomini di chiesa, prelati, vescovi o cardinali, che la rovinavano con la loro poco edificante condotta di vita. E nello stesso tempo, come San Francesco, è stato tenace ricostruttore della Chiesa mediante la predicazione, il ministero sacramentale e la sua vita di penitenza. Scrive Sant'Antonio: chi vuol possedere Dio e trovare la via sicura dell'intimità con Lui deve rimanere nella sua famiglia, la Chiesa, fare vita di famiglia, perché in essa i rapporti con il Padre Celeste e con i fratelli si compiono nella fede e nell'amore. Le sentinelle della Chiesa sono tutte cieche, prive della luce e della scienza. Ora le bande suoneranno Noi vogliamo Dio. Buon
stuprano e vendono, e rivendono la verità con menzogne, e opprimono la giustizia con simonie. La famiglia dei fedeli si separa dalla stabilità della fede e dalla sanità della vita a causa dell'esempio di molti prelati malvagi. Sant'Antonio annunciatore del Vangelo, prega per noi. Sacerdote dal cuore accogliente, prega per noi. Predicatore infaticabile della parola di Dio, prega per noi. Dottore evangelico, prega per noi. Figlio innamorato della Chiesa, prega per noi. Apostolo impegnato contro l'eresia, prega per noi. Sant'Antonio apostolo di ogni virtù, prega per noi. Dottore della verità, prega per noi. Guida di saggezza, prega per noi. Maestro spirituale, prega per noi. Modello di obbedienza, prega per noi. Vaso di santità, prega per noi. Sant'Antonio pilastro della Chiesa, prega per noi. Perfetto imitatore di San Francesco, prega per noi. Immagine di Gesù Cristo, prega per noi. Maestro degli ignoranti, prega per noi. Operatore di miracoli, prega per noi. Santo che il mondo ama, prega per noi. Insieme, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Sant'Antonio, l'amore per la Chiesa bruciava nel tuo cuore e la salvezza di tutti gli uomini era diventata la tua passione. Era questo amore che ti strappava parole di fuoco e faceva di te il profeta libero e franco. Ottieni l'unità della Chiesa, oggi più che mai divisa in tante confessioni. Ottieni santità di vita per il Papa Francesco e per tutti i nostri vescovi e sacerdoti. Ottieni che tutti i fedeli si sentano parte viva e responsabile della Chiesa. Ce lo conceda colui che è il capo del corpo della Chiesa, Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ora le bande suoneranno il santo che il mondo ama.
predicazione di frate Antonio era un appello continuo alla conversione. Diceva: fratelli carissimi, supplichiamo Cristo Signore che ci faccia risorgere dal peccato, ci mantenga sinceramente pentiti e ci restituisca alla Madre grazia per mezzo della confessione dei peccati. Il suo biografo racconta: egli induceva a confessare i peccati una moltitudine così grande di uomini e di donne da non essere sufficiente ad udirli né i frati né altri sacerdoti che in grande schiera lo accompagnavano. Scrive Sant'Antonio: creandoci, il Signore ha stampato nella nostra anima la sua divina immagine. Ebbene, peccando gravemente, i sacerdoti, ottieni che tutti i fedeli sentano parte viva e responsabile della Chiesa. Ce lo conceda colui che è il capo del corpo della Chiesa, Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era
piacere che tu insegni la sacra teologia ai frati, purché in questa occupazione non estingua lo spirito. La predicazione di Frati Antonio era un accenno continuo alla conversione. Diceva: fratelli carissimi, supplichiamo Cristo Signore che ci faccia risorgere dal peccato, ci mantenga sinceramente pentiti e ci restituisca alla Madre Grazia per mezzo della conversione dei peccati. Il suo biografo racconta uomini e donne da non essere sufficienti all'ubbidire né i frati né altri sacerdoti che in grande schiera lo accompagnavano. Scrive Sant'Antonio: creandoci, il Signore ha aggravato nella nostra anima la sua divina immagine. Ebbene, peccando gravemente, quell'immagine e somiglianza con il Padre Celeste, noi la perdiamo. Chi va contro Dio va contro se stesso. Chi rinnega Dio rinnega se stesso. Noi siamo morti da separazione dell'anima dal corpo, ma la vera morte è la separazione dell'uomo da Dio, il peccato. La prima non è che l'ombra della seconda. Il peccato grave contiene una triplice malizia: offende Dio, dalla morte a chi lo compie, scandalizza il prossimo. E così viene violata in tre modi la giustizia, perché si rifiuta l'onore di un prossimo, si nutre alla propria vita e si nega l'amore al prossimo. Invochiamo l'intercessione di Sant'Antonio, meglio di Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Per quanti si sono allontanati dal Signore, Sant'Antonio, noi ti preghiamo. perché la Chiesa guidi i peccatori alla conversione con il suo esempio. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Per i sacerdoti, dispensatori del perdono del Padre. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Per tutti noi, perché riscopriamo il dono del sacramento della riconciliazione.